Siamo venuti anche noi ad aspettare il nostro amico, vero? Sì. Si chiama Loyal, che forse oggi arriva. Quanta emozione. E saranno tutti qui, senza una speranza precisa, ma con tanta agitazione. Allora io sono andata nei campi e avrò preso un mazzo di fiori e lo distribuirò alla gente. E poi avrò fatto anche la pulizia, la polvere in casa e quando la gente li vedrà scendere dai treni con la divisa sgualcita e gli stivali infangati, la gente li applaudirà e griderà: è finita, la guerra è finita. Stanno entrando in stazione 2 treni. Tu vai da quella parte, io vado da questa. Come va dalla tua parte? Tutto bene. Dalla mia parte c'è tanta gente che si abbraccia e dalla tua? Chissà se riuscirò a riconoscere Loyal. Magari si è fatto crescere i capelli. Oppure se li ha tagliati tutti corti. Lo vedi quello là? Quello là tutto ricciolino, con tutta la divisa tutta rotta qua, con gli stivaloni che fino qua che c'ha la valigia. Guarda che sta scendendo giù, è inciampato, si è ritirato su e adesso sta andando a sinistra, entra nel bar e non si vede più. Quello lì, no, stai là, quello lì, lo vedi quello lì con vicino quei due altoni, lo vedi quello lì con piedi pieni di valigie che c'ha il berretto tutto verde, lo vedi quello lì che adesso sale, passa sopra, cavalca via, gira a destra, scende giù dalle scale, non si vede più. Finalmente ti ho trovato, Dio, che bello vederti, che bello, ma fatti vedere, ma sei dimagrito, raccontami tutto, voglio sapere tutto, dove ti hanno portato, cosa ti hanno fatto fare, tutto. Anzi, basta, non ne voglio più sapere della guerra, va bene? Andiamo a casa. Ho fatto bene la guardia alle tue cose. Grazie. Ma sai cosa ti dico? Che quando davvero arriverà a casa Loyal, allora gli faremo una grande festa. Io avrò cucinato una bella zuppa e poi inviteremo tutti gli amici e quando Loyal viene allora lo metteremo in piedi in trionfo sulla sedia. Ecco così, sì. E poi canteremo e balleremo tutti. Parapapà, 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 parapapà.
E ci saranno quelli che sono rimasti ad aspettare alla stazione. E ci saranno quelli che non sono mai scesi dai treni. E allora la gente vorrà interrogare i responsabili. Vorrà sapere dove sono finiti i loro cari, dove li hanno mandati. Vorrei sapere da lei che fine ha fatto il mio amico. E mi guardi in faccia quando le parlo. Io sono disperata, lo sa? Lo sa quanti figli ho, lo sa? Spari, avanti, spari un numero. 3. Sbagliato, ne ho 26, 12 galline, una piantagione di pioppi, una scrofa che è incinta, il gatto con esaurimento nervoso, orde di topi nel granaio, incubi la notte, quasi cieca da un occhio, sorda da entrambe, la tessera del tram scaduta, il lattaio che ogni mattina tenta di violentarmi, le cimici nel materasso, i pidocchi nei capelli, una vertebra spapolata, i figli che mi trattano da cretina, ma un'unica speranza. Che torni il mio amico. E se anche gli avete dato una medaglia, a me non me ne importa niente. Perché sa quanti figli ho? Quanti ne ho? Gli ho detto prima 26 e comunque adesso ne ho uno in più. E questo chi è? Lo dica lui dove è finito il Loyal. Glielo dica? Parli nella manica, altrimenti non la sento. Ci siamo lasciati prendere proprio tutti. L'importante adesso è che non prendano anche te e ti portino via come tutti gli altri. Ma vedrai che se seguirai i miei consigli andrà tutto bene. Come ti chiami? No! Arianna, sì! E vedrai che anche se ci fossero dei pasticci e ti dovessero arruolare, allora sai cosa facciamo? Scappiamo! Vieni, vieni! Dovremo camminare a lungo nella neve, su e giù per le montagne, nella neve.